i titoli con le principali notizie. Gravi incidenti sull'Etna, un 60enne deceduto nei pressi del rifugio Citelli e un 17enne è caduto in una scarpata nella zona della Valle del Bove e lotta per la vita al Cannizzaro di Catania. Nuova tragedia del mare a 58 miglia da Lampedusa. A bordo della motovedetta italiana ci sono anche 2 bambini tra le vittime del naufragio. A Catania ancora 2 settimane per il ripristino della fornitura di gas nella zona di via Galermo. Non è stata individuata la perdita che ha causato il crollo di 2 palazzine. Incendiò la casa dei genitori. Nel rogo morirono la madre e la sorella. Il tunisino di 31 anni sottoposto a perizia psichiatrica. A un anno di distanza dallo stupro, alla Villa Bellini di Catania parla il fidanzato della tredicenne violentata. Il racconto shock nella trasmissione Il Punto. La tavola dei Florio a Catania, una mostra fa rivivere le ceramiche della dinastia palermitana. Calcio in Serie B, il Palermo perde 2-1 a Reggio Emilia. Rosanero che non riescono a proseguire la mini striscia positiva. In Lega Pro Guglielmotti e Lunetta regalano al Catania la prima vittoria del 2025. Cade ancora il Trapani, sconfitto 2-0 dalla Juventus Next Gen. Buonasera, eccoci. Dunque, gravi incidenti sull'Etna, muore un 60enne nelle vicinanze del rifugio Citelli, un 17enne cade in un altro intervento nei pressi della Valle del Bove, lotta per la vita. Adesso si trova ricoverato al Cannizzaro di Catania. Orazio Longo. Bilancio pesantissimo per una domenica di escursioni sull'Etna. Un uomo di 60 anni è deceduto dopo essere stato trasportato con l'elisoccorsa all'ospedale Cannizzaro di Catania dalla zona del rifugio Citelli. In un altro incidente un gruppo di 3 escursionisti è precipitato per circa 100 metri in un'area denominata Schiena dell'Asino, nei pressi della Valle del Bove, sull'Etna, in territorio di Zafferana e Tennea. L'incidente ha coinvolto i 3 escursionisti mentre si trovavano intenti a percorrere il sentiero che si snoda sul vulcano ad un'altitudine compresa tra i 1.800 e i 2.000 metri sul livello del mare, fino ad arrivare a degli strapiombi rocciosi. Secondo una prima ricostruzione, il gruppo potrebbe essere scivolato lungo una scarpata caratterizzata da una notevole pendenza. Non si esclude che la causa sia stata il cedimento di un tratto innevato. Recuperato con l'intervento dei vigili del fuoco e del soccorso alpini, uno dei 3 escursionisti, un 17enne catanese, è stato trasportato in elisoccorso all'ospedale Cannizzaro, dove è arrivato intubato e con manovre rianimatorie in corso per un arresto cardiaco ed è ricoverato al Trauma Center. Le sue condizioni sono serie. In un altro incidente, poco prima, una sedicenne messinese era stata ricoverata dopo una rovinosa caduta con lo slittino. Anche lei si trova al Trauma Center. Le condizioni meteo e il terreno impervio hanno reso particolarmente difficili i soccorsi. C'è stata una nuova tragedia del mare a 58 miglia da Lampedusa e ci sono anche 2 bambini tra le vittime del naufragio di un barchino carico di migranti. Maglio Viola. Migliorano le condizioni del tempo e del mare. Con l'arrivo di un paio di giorni di sole riprendono anche i viaggi della speranza, anche se proprio il mare non lo consentirebbe del tutto, soprattutto con i barchini usati da questi migranti. E con i viaggi riprendono anche le tragedie. Un naufragio è avvenuto in area SAR maltese a 58 miglia dalla costa di Lampedusa ed è costato la vita ad almeno 3 persone, fra cui 2 bambini, mentre altre 3 sono ancora disperse. 15 salvati, ma 3 di questi in condizioni sanitarie preoccupanti. A raccogliere i naufraghi è stata la nave della ONG Sea Punk. I superstiti ed i cadaveri, tra cui 2 bambini, sono stati poi trasbordati su una motovedetta della Guardia Costiera, mentre i 3 migranti in condizioni critiche è scattata l'evacuazione medica con un elicottero maltese. Sono nel complesso 4 i barchini intercettati invece oggi in acque italiane, per un totale di 189 arrivi. Intanto riprendono i trasferimenti verso il centro trattenimenti allestito dall'Italia in Albania. Sono 49 i migranti imbarcati sulla nave Cassiopea e destinati proprio in Albania, mentre altri 53 hanno consegnato il passaporto facendosi identificare compiutamente per evitare proprio il trasferimento verso il paese con cui l'Italia ha stretto accordi. Adesso a Catania, a San Giovanni Galermo, si cerca la fuga di gas che martedì scorso ha provocato una forte esplosione e ha lasciato senza casa decine di persone. Oggi la popolazione attende ancora il ritorno alla normalità. Simona Mazzone.
Il botto, la paura, la fuga e oggi l'attesa del ritorno alla normalità. L'esplosione di martedì scorso dovuta a una fuga di gas in via Fratelli Gualandi a San Giovanni Galermo ha lasciato decine di persone senza casa, ma soprattutto lo strascico di un disagio non da poco. La perdita ancora non è stata trovata. I residenti del circondario, compresi quelli di Trappeto e Sannullo, una popolazione di circa 30.000 persone rimasti senza gas. Un disagio enorme se si considera che questo è il periodo più freddo dell'anno e mancando la fornitura diventa impossibile cucinare, accendere i riscaldamenti, persino farsi una doccia. Ma gli operai di Catania Rete Gas, la società partecipata che si occupa di gestire la rete, sono al lavoro per individuare il punto esatto della perdita e per farlo bisogna operare con attenzione e per sezioni, analizzando zona per zona, metro per metro. Si tratta di un lavoro lungo e minuzioso di almeno circa 2 settimane. Dobbiamo aspettare un paio di settimane prima che la zona di San Giovanni Calermo sia rifornita nuovamente del gas cittadino. Questo perché la procedura imposta dall'ARERA richiede una particolare procedura di messa in sicurezza dell'impianto e successivamente, palazzina per palazzina, deve essere riattivato il gas attraverso la chiusura dei contatori, l'immissione del gas e la successiva riapertura dei contatori, in maniera tale che gli operai possano di volta in volta verificare se ci sono delle perdite nei singoli appartamenti, in maniera tale da non far correre a nessuno pericoli o rischi. Incendiò la casa di famiglia Vittoria in cui morirono la madre e una sorella. Adesso il 31enne tunisino verrà sottoposto a perizia psichiatrica. Veronica Barbarino. Verrà sottoposta a perizia psichiatrica Waodi Isaudi, il 31enne che nella notte tra il 12 e il 13 giugno dello scorso anno avrebbe incendiato l'abitazione di famiglia a Vittoria, uccidendo per le gravissime ustioni riportate la madre e la sorella. Un incendio in cui rimasero gravemente feriti anche il padre e la sorella più piccola. Una storia che toccò profondamente la comunità vittoriese in cui la famiglia Saudi era ed è integrata. Aveva cosparso di liquido infiammabile la camera da letto dei genitori, il corridoio e l'ingresso dell'abitazione. Vaudi, che si trova oggi recluso in una sezione speciale del carcere di Siracusa, sarà sottoposta a perizia psichiatrica su richiesta del difensore per sapere se il suo assistito era capace di intendere e volere al momento del fatto e se in condizione di partecipare al processo. Waudi era infatti già seguito dalla famiglia e dal Dipartimento di Salute Mentale ed era stato già giudicato incapace di intendere e volere in un altro procedimento penale che lo aveva visto protagonista per una violenta resistenza a pubblico ufficiale. Le operazioni per Italia avranno quindi inizio il 7 febbraio e il 10 aprile è prevista l'udienza davanti al GIP, nel corso della quale verrà escusso l'esito. Le ipotesi di reato sono incendio doloso, omicidio, tentato omicidio aggravato dai vincoli familiari, dalla crudeltà, dai futili motivi e dall'aver agito in circostanze tali da ostacolare la privata difesa. Al punto la trasmissione di approfondimento giornalistico, la testimonianza di Angelo, il fidanzato della ragazza tredicenne che esattamente un anno fa è stata stuprata alla Villa Bellini da 7 giovani di origine egiziana. Ascoltiamo le sue parole. Simona Mazzona. Forse la prima volta in cui sentivo veramente uno di quei dolori, che proprio io messo lì come un deficiente, mentre c'era lei che stava subendo quella roba e non potendo aiutare. L'impotenza di agire, il dolore nel dolore mentre la sua fidanzata viene stuprata da 2 ragazzi, lui bloccato da altri 5 per impedirgli di salvarla. L'atrocità della violenza alla Villa Bellini dove un anno fa, era il 30 gennaio, una ragazzina di soli 13 anni veniva violentata da un branco di giovani di origine egiziana, raccontato dalle parole di Angelo, all'epoca 17enne, protagonista e vittima anche lui di quell'atroce episodio. Il punto, la trasmissione di approfondimento giornalistico di Telecolor diventa ancora una volta finestra attenta sull'attualità, con la voce tremante e l'orrore di quel ricordo che ha segnato per sempre la vita di questi 2 ragazzi. Angelo ha raccontato, accompagnato dall'avvocato Eleonora Baratta, quei minuti interminabili, la sua fidanzata violentata dentro i bagni pubblici e lui lì fuori immobilizzato. All'inizio è entrato uno, poi è entrato un altro, nel mentre c'erano altri ragazzi che mi stavano tenendo a me. Danno i pugni, calci, morsi. Non solo l'orrore dell'episodio, ma anche subito dopo la violenza delle parole, della cattiveria che serpeggia tra i banchi di scuola e tra gli amici che lo accusano di debolezza, di non averla aiutata. Hanno iniziato a colpevolizzarmi dicendomi tipo potevi fare però di meglio, potevi aiutarla un po' di più, se c'ero io potevo fare qualcosa, dicendomi praticamente che sono debole.
urlandomi anche per i corridoi: ah, ma guarda, i 7 egiziani, i 7 egiziani. Adesso Angelo sta cercando di andare avanti, finito il rapporto con la ragazzina dell'epoca, ha una nuova fidanzata e oggi è felice. Mentre per gli egiziani, ognuno con diverse responsabilità nell'episodio, c'è un processo in corso. Una breve pausa e poi a Palermo, dove la RAP, che è l'azienda che si occupa della raccolta di rifiuti, per fortuna scongiura il fallimento. La RAP salva il Consiglio Comunale, appunto salva la partecipata dal fallimento, ma adesso per evitare che Palermo ripiombi nell'incubo rifiuti occorrono assunzioni e mezzi nuovi. Marco Gullà. La RAP, l'azienda che si occupa della raccolta e dello smaltimento dei rifiuti a Palermo, è salva. Il Consiglio Comunale del capoluogo ha dato l'ok alla ricapitalizzazione, quasi 4 milioni in denaro, altri 6 in immobili per un totale che sfiora i 10 milioni. Tanto basta per ricapitalizzare e salvare la società partecipata del Comune di Palermo dal fallimento. Una strada obbligata per garantire la continuità aziendale e rispettare le norme e il piano di riequilibrio. La legge obbligava infatti a prendere provvedimenti entro 4 mesi che sarebbero scaduti a gennaio, ma in Consiglio Comunale il dibattito è stato alquanto teso, con i consiglieri che hanno chiesto rassicurazioni sulla capacità di RAP di andare avanti o sul vantaggio per la città di continuare ad affidare il servizio alla partecipata. Ma la RAP deve comunque cambiare pagina. Tra poco personale e mezzi guasti, la città puntualmente viene assediata dai rifiuti, soprattutto in alcuni periodi dell'anno, come in occasione delle feste o in estate. E allora il primo passo sarà quello delle assunzioni. La RAP nel 2019 aveva 2.200 dipendenti, oggi ne ha 1.500. Non è sicuramente un punto d'arrivo, ha detto il presidente della RAP Giuseppe Todaro. Da questo momento comincia la vera sfida. Avere messo in sicurezza i conti dell'azienda significa poter ragionare con un orizzonte più lungo. Un viaggio nel tempo, nelle bellezze della tavola dei Florio. A Catania una mostra gratuita fa rivivere le ceramiche della famosa dinastia palermitana. C'è tutta la bellezza e l'eleganza della Sicilia dei primi del Novecento. Ci sono oggetti unici e rari scovati dai due studiosi e collezionisti palermitani, Vincenzo Profetto e Antonio Locascio, e poi ci sono i pezzi della collezione privata di Marella Ferrera, stilista catanese che aveva il sogno di raccontare la maestria artigianale della manifattura dei Florio. Nasce da un dono, da Donna Aga Paterno Castello. Sei la persona che dovrà avere dei Florio. Non capì. L'ho capito oggi. E così la visione diventa una mostra a tavola con i Florio, gratuita qui al Museo Atelier di Marella Ferrera, visitabile fino a maggio. 20 metri di tavola imbandita, oltre un centinaio di pezzi che arrivano principalmente da tutta la Sicilia per parlare di una delle attività dei Florio, forse meno conosciuta ma estremamente preziosa, quella della ceramica. Nel 1884 Ignazio Junior installa a Palermo questa prima fabbrica che produceva terraie forti ed è stata la prima fabbrica in Sicilia. I Florio chiamarono anche operai tedeschi per avere manodopera qualificata. Il piatto sulla tavola poteva anche dare questo arricchimento culturale. Poi ci fu l'esplosione della Belle Époque e sulle ceramiche fiorì l'Art Déco per le tavole della borghesia palermitana. Questo decoro riprende gli affreschi che si ritrovano a Villa Igea a Palermo. Una mise en place un po' immaginaria, immaginifica, con elementi, le piume che vescono con proprio un po' di, sai, il vapore, no? Queste sono vere paillette degli anni 20. Autentiche degli anni 20, ma ancora non c'è proprio l'avvento della plastica, c'è proprio il vinile. L'artista palermitano Domenico Pellegrino, creatore di opere diventate iconiche, omaggia Franca Florio con una luminaria interattiva. Franca Florio si anima, Franca Florio parla, recita i testi Italia scritti da Eleonora Lombardo, una Franca Florio che appunto si confida e ci racconta un po' la sua storia. Voglio dirvi di quest'isola e della tonnara, dei giorni che iniziarono a mostrarmi la vita che brulica e si... Una breve pausa, ampia pagina dedicata al calcio con gli impegni delle squadre siciliane. Il
Il Palermo perde 2-1 a Reggio Emilia, rosanero che non riescono a proseguire la mini striscia positiva. Lucchesi, Ceccaroni e Sersanti le firme del match. In Lega Pro il Catania si impone al Massimino 3-1 sul Giuliano, doppietta di Guglielmotti e gol di Lunetta, prezioso rientro di Di Tacchio. La squadra va comunque rinforzata sul calciomercato. Marco Carli. Il Catania conquista con il Giuliano la prima vittoria del 2025, rossazzurri in vantaggio 2-0 prima del quarto d'ora, poi il solito golletto evitabile subito e qualche patema, ma i 3 punti arrivano grazie ad un ottimo finale e a una prestazione tutto sommato convincente con ritorni importanti, quello in campo di Di Tacchio e quello fra i protagonisti di Guglielmotti. In avvio è solo Catania, inglese sugli sviluppi di un calcio d'angolo manda alto di testa, poi entra in scena Guglielmotti appunto, ben servito da Jimenez, il numero 44 si inserisce nello spazio e mette in rete il pallone dell'1-0. Siamo all'8°, passano 5 minuti e l'esterno si ripete, si incuna in area dopo un tocco di Inglese e raddoppia, 2 reti in 300 secondi e gioia per il giocatore che non segnava dall'ottobre scorso. Il Catania avrebbe anche la chance del 3-0 ma Montalto sciupa. E allora, come spesso succede nel calcio, ecco il ritorno dei campani. Prima occasione e subito gol con Del Sole ben servito dalla sinistra da Valdesi, rivedibili le marcature. Il secondo tempo si apre ancora con 2 chance per il Giuliano. Quaini è chiamato ad un importante salvataggio sul tiro di Del Sole. Poi Padula fallisce una favorevolissima occasione, l'attaccante solo all'altezza del dischetto dopo un rimpallo manda alto. È il momento più difficile, ma il Catania torna avanti. Sturaro va a dar manforte al centrocampo ma deve uscire quasi subito per un problema fisico. Inglese dimostra tutta la sua classe con un tiro dalla media distanza che si stampa sulla traversa. Poi arriva il momento di Lunetta. Jimenez pennella da destra, colpo di testa del numero 23 con Russo che rimanda in campo ma quando il pallone aveva già superato la linea di porta. 3-1. Il Catania non soffre più, sfiora un'altra rete con Inglese e porta a casa la vittoria. Adesso l'ultima settimana di mercato, la palla passa alla dirigenza, servono gli innesti per provare a dare una svolta alla stagione. Adesso sentiamo le parole del tecnico Domenico Toscano. Per me oggi i ragazzi hanno fatto una grande prestazione, ma è già 2 settimane che stanno lavorando da squadra per migliorare, per risolvere situazioni, per trovare le soluzioni giuste. Oggi si è visto in campo, siamo partiti benissimo, dovevamo fare il terzo gol in un altro paio di occasioni, potevamo fare meglio sul gol preso, su una situazione che la potevamo leggere meglio, poi il secondo tempo sì, hai sofferto, non hai subito, hai creato altre 4-5 palle gol per fare il terzo gol, poi l'hai fatto, ma una partita interpretata bene, lo spirito giusto, è questo che voglio vedere, su quello che deve lavorare la squadra, sullo spirito. Il mercato è lunghissimo, è fatto di opportunità, è fatto di tempi, noi sappiamo cosa dobbiamo fare, siamo vigili per rafforzare questo gruppo che già ha una base importante e dare soluzioni alla squadra di caratteristiche diverse. Netta sconfitta per 2-0 del Trapani contro la Juventus Next Gen per i Granata, il terzo stop in 6 gare nel girone di ritorno. C'è un pareggio del Messina nello scontro salvezza al Pinto di Caserta, l'1-1 firmato dal gol di De Sena e Gareba. Sentiamo Sergio Colosi. Il Messina di Banchieri riparte da un punto a Caserta che lascia immutato il distacco dal quartultimo posto. 2 gol, grandi parate, legni ed emozioni. C'è tutto nello scontro salvezza del Pinto. Buona partenza dei campani con vano sprecone e Carretta pericoloso, ma a passare in vantaggio al minuto 26 sono i giallorossi con De Sena, a segno dopo 13 mesi, finalizzatore di un'azione in velocità avviata da Garofalo con assist di Lia. La casertana sbanda, il Messina affonda. Il piede educato dell'esordiente Buchel smarca De Sena, il cui diagonale colpisce il palo. I padroni di casa chiudono gli avversari nella loro metà campo tra parte finale del primo tempo e inizio ripresa. Crapicas insuperabile sui tentativi di Proia, Garebba e Vano. All'8° secondo legno del Messina. Sull'angolo di Petrucci Marino colpisce la traversa. Al 18° il pareggio della Casertana con Carebba. Il Messina teme la sconfitta, si copre. Crapicas fa il resto su Collodel. Dopo il pareggio torna d'attualità il mercato con difesa e attacco osservati speciali. È tutto, grazie per l'attenzione e buona serata.